Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Mercato Batman Napoletano. Come state? Spero tutto bene. In questo video andremo a parlare di qualche notizia di calciomercato. Come vedete, mi sono tagliato la barba, i capelli, come mi sembra ora, anche la parte dietro. Ditemi se è vista bene. Guardate, devo fare i complimenti al barbiere. Se vedrà questo video. Vabbè, non so se mi segue. Vabbè. Comunque, tra l'altro, abbiamo quasi raggiunto i 172.000. Cioè, scusate, 172 iscritti. Siamo arrivati tipo a 169, 170. Una cosa del genere. Mi raccomando, entro fine anno arriviamo a 172. Siamo quasi arrivati a 172 e a fine anno, mi raccomando, eh. Vabbè, poi incominciamo, direi di incominciare a parlare di calciomercato. Allora, partiamo subito da una notizia recente, la quale è cioè il Fulham è, è interessato a ingaggiare l'attaccante della Fiorentina Moise Kean. La stessa cosa è il Barcellona, però solo se la trattativa di Lewandowski giugno, scusate, forse prima ho detto gennaio, ma era giugno. Se la trattativa Lewandowski-Milan, Lewandowski per un'altra squadra si conclude, si va a buon fine, cioè che Lewandowski se ne va, il Barcellona può pensare di ingaggiare Moise Kean. Poi abbiamo un'altra notizia di mercato riguardante sempre un club inglese che si chiama Manchester United. Il Manchester United è pronto a valutare un trasferimento per gennaio per il centrocampo per il centrocampo. Il Manchester United starebbe pensando di prendere Conor Gallagher dell'Atletico Madrid. Ehm, il procuratore del giocatore, del centrocampista e anche i dirigenti dell'Atletico Madrid sarebbero interessati a un prestito con diritto di riscatto. Sul giocatore ci sta anche Tottenham, Newcastle, West Ham ed Everton. Poi la trattativa ehm, Roma Raspadori sta continuando. Le due parti hanno recentemente iniziato a trattare da qualche giorno, da venerdì sabato, e quindi sono poche, cioè non si è deciso tanto sui prezzi, sul prestito, tutto. Quindi vi posso riportare solo che il giocatore sarebbe aperto ad un ritorno in Italia, ma in prestito a giugno. Perché l'Atletico Madrid non è disposto a cederlo in prestito a titolo definitivo a gennaio, ma direttamente a giugno. Poi l'allenatore del Crystal Palace, Oliver Glasner, non rinnoverà il suo contratto e lascerà il club in estate a giugno alla scadenza del suo contratto. Poi Mauricio Pochettino, Oliver Glasner e Marco Silva sono stati indicati dal Tottenham come se vedete che guardate qua perché tengo tutte le notizie segnate sul computer. Sono stati indicati dal Tottenham come potenziali successori di Thomas Frank, qualora il club
decide di esonerare il suo attuale allenatore. Poi abbiamo l'ultima notizia e poi direi di poter chiudere qui col video. La notizia è che la Juventus alla Juventus piace molto Rafik Belgali della Verona. Anche l'Inter si è informata su di lui ancora prima dell'infortunio di Dumfries perché oggi è uscito all'esito che Dumfries si è infortunato alla caviglia, però un infortunio di circa 1 o 2 mesi, massimo 2 mesi. Vabbè, la stessa Roma, anche la Roma, nonostante abbia Wesley, può prendere Rafik Belgali. Poi il Verona sempre ha parlato con i suoi giovani talenti che più in hype in questo momento, cioè il giovane il club spera di tenerli fino alla prossima estate, però dipende tutto dalle offerte. Dipende tutto da se gli offrono la stessa cifra, cioè la cifra giusta oppure no. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao!